E noi torniamo in Italia, caldo torrido al sud con picchi di 40 gradi, piogge al nord, si contano i danni dopo il nubifragio nel Canavese. Roberto Rotondo. Eravamo nella tromba d'aria, eravamo proprio dentro la tromba. Sono 50 anni che abito qui, ma io un affare così, giuro, non ho mai avuto paura così tanta. È durata un quarto d'ora la tempesta che ha distrutto questa abitazione a Favria, nel Canavese. Marisa e il figlio erano in casa mentre la furia del vento faceva crollare il tetto. Se crollava la soletta saremmo morti tutte e due, veramente, perché ha fatto, cioè in un momento. Dalla Valle di Susa al Canavese i nubifragi ieri in Piemonte hanno abbattuto alberi e danneggiato case. Ora si contano i danni, ma l'effetto improvviso e violento su un territorio delimitato è stato quello che ormai ben conosciamo e che gli esperti attribuiscono al cambiamento climatico. Chi è assicurato tira un sospiro di sollievo, ma la conta dei danni fa impressione. Ad esempio quello un rovere secolare, se lo ricorda buonanima di mio nonno, mio papà, avrà almeno 80-90 anni, ha retto a tante altre furie del vento, questa volta non ce l'ha fatta. A Milano la moda maschile, sguardo alle nuove generazioni, recuperando energia, a contatto